Oltre 100 scatoloni di vestiti invernali, calzature e coperte, ben 4.500 euro. Obiettivo centrato per il mega concerto di solidarietà Treviso canta per l'Abruzzo. 10 cori trevigiani hanno cantato insieme domenica sera nella chiesa di San Francesco a favore delle popolazioni colpite da terremoto e maltempo, dando corpo all'idea lanciata dal coro Stella Alpina. Il grazie del vicepresidente Mario Conte. Come sempre i ragazzi del coro si sono dimostrati subito disponibili e pronti a mettersi in moto su questa grande iniziativa, però ci tengo a sottolineare che è stata possibile grazie veramente all'aiuto di tutti quanti, quindi tutti i cori che hanno partecipato, ovviamente lo straordinario supporto del gruppo Alpini. Ci tengo a sottolineare, anche se ve lo sto dicendo a voi, ma con l'aiuto di tutti i giornalisti e soprattutto con la grande ospitalità della comunità dei frati francescani, quindi è stato veramente un insieme di cose, un insieme di ingredienti che hanno dato sfogo a questa serata meravigliosa, ricca di emozioni, con il ringraziamento finale che in realtà va a tutti i cittadini che hanno partecipato appunto a questo enorme concerto, che speriamo possa diventare anche una tradizione in occasioni anche più liete rispetto a questa tragedia. I fondi e il materiale raccolto dagli alpini del gruppo di Treviso verranno ora devoluti ai progetti portati avanti dall'Associazione Nazionale delle Penne Nere, come spiega Maurizio De Biasio, capogruppo del gruppo Alpini di Treviso. I risultati sono andati oltre ogni nostra aspettativa. Per quanto riguarda i fondi abbiamo raccolto 4.500 euro e questi verranno girati direttamente alla sede nazionale dell'ANA, la quale li utilizzerà per 3 progetti che è in corso. 2 per la costruzione di centri polifunzionali e 1 per la ristrutturazione di una scuola. Nelle zone terremotate? Nelle zone terremotate, Amatrice, Cumoli e Arquata del Tronto. Mentre per quanto riguarda il materiale siamo in attesa, avendo preso contatti col centro di smistamento di Ancona, che ci comunicano dove e come trasportare il materiale, per cui presumo che nel giro dei prossimi 3 o 4 giorni tutto questo materiale venga trasferito ad Ancona. Abbiamo raccolto i indumenti invernali, che era quello che chiedevamo, per cui indumenti invernali, coperte, tutto quello che poteva servire per superare i disagi del clima che si è venuto a creare in quelle zone.